che indicava come costituivano il tutto 4 elementi, come i giovani che studiano sanno: il fuoco, l'aria, la terra, l'acqua. Questi 4 elementi sono stilizzati nel logo ufficiale di Agrigento, capitale della cultura. Per Empedocle, l'unità degli elementi era la scintilla della nascita di ogni cosa. La loro separazione, al contrario, era causa di morte. Un simbolo che ripropone la necessità di ricomporre, di rigenerare coesione, di procedere insieme. Lo chiede il ricordo dei morti delle guerre che insanguinano l'Europa, il Mediterraneo e altre numerose, purtroppo, regioni del pianeta. Lo impongono le tragiche violazioni dei diritti umani, che cancellano dignità e la stessa vita. Lo esigono le diseguaglianze esistenti, crescenti, le povertà estreme, le marginalità. Lo richiede il lamento della terra, violata dallo sfruttamento senza limite delle risorse, con le sue catastrofiche conseguenze, a partire dal mutamento climatico. La cultura è una sorgente di umanità, cui attingere per dotarci di nuovo e indispensabile dinamismo, di quel binomio cultura-natura che si pone davanti al nostro tempo come una prova decisiva. La nostra Costituzione è stata lungimirante, affiancando all'articolo 9 la promozione della cultura alla difesa del paesaggio. Mai come adesso comprendiamo l'esigenza di un riequilibrio, la sua urgenza, quella di un nuovo sviluppo, che potrà essere veramente tale soltanto se sarà sostenibile sul piano ambientale e sociale. Mai come adesso abbiamo coscienza del fatto che l'opera delle istituzioni e le politiche pubbliche sono importantissime e tuttavia non basteranno se non verranno sostenute da una corale responsabilità dei cittadini. La percezione del bene comune è cultura. È cultura il sapere di chi è aperto alla conoscenza del mondo, di chi ha sete di conoscere altri uomini, di chi sa che la vita è frutto dell'incontro. La cultura, cioè, è la vita, un sentiero in cui l'uomo è in perenne movimento, a contatto con la propria storia, con quella degli altri. Le scoperte e la loro condivisione accrescono le opportunità. Non è una condizione statica, non è l'inerzia che nutre la storia. In ogni regione saranno richiamati dal vostro patrimonio culturale, dalle proposte che saprete avanzare, con cittadini di ogni paese europeo, turisti da ogni provenienza, una frequenza di incontri, di volti, di lingue, di esperienze, di curiosità, destinate a lasciare il segno, ad arricchire le capacità reciproche di comprensione, a aumentare l'identità di ciascuno. In questo stesso anno l'Italia condividerà con la Slovenia la responsabilità di essere capitale europea della cultura con Nova Gorica e Gorizia, una scelta di altissimo valore in un'area storicamente gravata da conflitti che oggi hanno saputo tradursi in amicizia e collaborazione nella Unione Europea, dove frontiere contrapposte separavano, oggi l'Europa unisce.